Gianmario Dettori, una stagione comunque positiva, perché abbiamo raggiunto dei traguardi che prima la Dinamo Lab sinceramente non poteva neanche sognare, però il progetto va avanti e adesso un buon allenamento per quella che è la Coppa in Turchia. Abbiamo disputato una stagione strepitosa e ancora non è finita perché ancora c'è la gara 2 e la possibile gara 3 per il terzo e quarto posto. Abbiamo perso anche oggi una partita contro una squadra fortissima, contro una squadra che era candidata a vincere il campionato. All'overtime, una squadra che nel girone di ritorno qua in casa ci aveva randellato dandoci quasi 40 punti, per cui diciamo che il nostro percorso di crescita è proseguito e prosegue verso le finali di Eurocup a Yalova in Turchia dell'ultimo weekend di aprile. E non ci dobbiamo mai dimenticare da dove arriviamo, che siamo una società, una squadra che fino ad ora ha lottato per stare in Serie A, per sopravvivere in Serie A, per la sopravvivenza del progetto, un progetto che in questo momento è un progetto a lungo termine. Abbiamo fatto uno step di crescita notevole e speriamo di proseguirlo. Abbiamo giocato una finale di Coppa Italia, stiamo giocando per il terzo o quarto posto in campionato, abbiamo ancora la possibilità di vincere un trofeo e pertanto penso che la stagione non possa che essere positiva. Grazie del tempo che ci ha dedicato naturalmente e noi aspettiamo davvero con ansia quello che sarà il risultato, intanto di gara 2 perché mai dire mai, e poi soprattutto per quello che è la nostra partecipazione rappresentante italiana in Eurocup, la Dinamo Lab. Complimenti. Grazie a tutti i tifosi anche per il supporto che ci hanno dato durante la stagione, grazie ai media, grazie a tutta la struttura della Dinamo. Noi siamo fieri di questi ragazzi, siamo fieri di quello che facciamo. Il basket in carrozzina, se seguito, è una disciplina appassionante e avvincente e pertanto aspettiamo i nostri supporters ancora più numerosi il prossimo anno qua a Sorso. Grazie. Grazie a voi.